Eh sì, Fioi, purtroppo Sega ha rotto il pareggio. Andiamo a cambiarlo insieme? La prima cosa da fare è andare a prendere Eddie, il nostro tappezziere di fiducia. Grande Eddie, come siamo? Sta a posto? Alla grande. Siamo pronti? Sempre pronti. Spiegaci un po'. Tu non sei nativo di Venezia, sei nato a Scaltenino di Milano, giusto? Esatto. Spiegami un attimo come nasce la passione di fare parecchi per le gondole. Allora, io la passione della barca ce l'ho sempre avuta da tempo. Solo che il mio lavoro era tutt'altro. Il mio lavoro era di sartoria. Lo so. Ecco. Dopo il Covid, come ha portato tante brutte notizie, ha portato anche delle innovazioni. E tutto risale al periodo del Covid, quando che l'abbigliamento ha avuto sto tracollo Certo. e si cercava un'altra opportunità. E così, nella conoscenza, avendo conosciuto come di voi, di altri gondolieri, Che se la sposà e se la vestiva da te. esattamente, ed è stata richiesta, ma come mai, visto che fai anche della tappezzeria nautica, non fai anche i parecchi? Boh, ci proviamo? E da là è partito tutto. E sinceramente è un settore che mi sta dando delle gran soddisfazioni, di piacere e sempre cose diverse. Infatti il potere del passaparola mi ha portato da te. Sì, e sinceramente sono molto contento perché è anche siete delle persone veramente simpaticissime. Bene, mi fa piacere. Sempre persone alla mano, è un vero piacere poi venire a Venezia anche Guarda che roba. a girare sia in barca e sia in gondola è sempre una soddisfazione. Un'altra domanda che volevo farti, Eddie. Dimmi, Tommy. Tra l'altro poi vedremo anche il mio del pareggio, che secondo me è una lavorazione che è meravigliosa. Qual è il tipo di lavorazione, lo ripeto, più complicato da fare per un pareggio? Allora, complicata, penso che sia proprio il tuo pareggio, che è fatto in capitonè. Ok? Specialmente è un capitonè su panchetta, quindi ha bisogno sia di una lavorazione strutturale di fondo nella struttura Ok? e sia la realizzazione poi del manto superiore, che richiede parecchie abilità. Diciamo che un po' tutti i parecchi sono, se non sono proprio lisci, hanno delle difficoltà, perché per realizzare, sappiamo benissimo, realizzare Certo. qualcosa di carino e perfetto, bisogna seguirlo bene e andare con precisione. E soprattutto diciamo anche per le esigenze delle richieste particolari dei gondolieri. Sì, infatti, per ognuno di voi ha una sua richiesta, ha un suo ideale. Certo. E questo è quello che rende bello il mio lavoro, perché non è monotono. Certo. E poi la soddisfazione, il sorriso di quando è montato ti ripaga di tutto, E di ora tutto il lavoro fatto. spero di fare un grande sorriso, ma sono sicuro, sono già sicuro. Io lo spero. Sì. Allora Eddie, adesso che è montato, tanto ti faccio i complimenti perché Grazie mille. molto, ha superato di molto le aspettative. E raccontaci un attimo come l'hai fatto. Allora, non è stato facile ottenere questo risultato, però diciamo che con parecchia esperienza sono riuscito a ottenerlo, perché una costruzione del genere richiede anche una struttura sottostante, una struttura che possa essere anche staccata dalla panca. E il problema grosso era ottenere quella struttura in circolare per far sì che tutto segua l'andamento della panca. Sotto abbiamo tutto un fondo in legno, rigido, dove che io posso andare ad agganciarmi con i vari bottoni per creare l'effetto del capitonè. Abbiamo dei materiali anche molto qualitativi per resistere al sole di Venezia e al sale di Venezia. Soprattutto al sale. Perché qua tutto è bello, ma
il clima e questo sale ci distrugge tutto, Si quindi mangia tutto. bisogna avere dei Confermo. materiali molto buoni e robusti. Tra l'altro, guarda, ti fermo un secondo. Volevo fare osservare che all'interno il bottone ha la pelle dorata. È foderato. È un bottone che viene preso in metallo e lo andiamo a foderare con i vari colori che il cliente ci richiede. Può essere in questo caso oro, può essere rosso, può essere bianco, può essere in qualunque colore si voglia fare. Ed andiamo ad agganciarlo sotto. Nella parte sottostante, che adesso qua è fatica a vederla, viene rapportato e fissato. È fissato nel fondo e andiamo a ottenere questo risultato qua che stiamo vedendo. Una meraviglia. Pronti per la prova del 9, Eddie? Sempre pronti per la prova 9, però per prima il tappezziere. Il tappezziere. Vabbè, sì. Andiamo? Vai. Perché vado? Mamma mia. E adesso chi ci porta? Sicuramente io no. E volevo dire che oltre all'estetica ha una comodità assurda, però voi non potete sentirlo, noi sì. È un piacere anche per me che li faccio a riuscire a sedermi. Pensa per i clienti, non si sì. esce più da qua. È sconveniente per te.